passa proprio Jenny, tutte le volte che invito Rosario, ma ho una trasmissione, ho a casa a cucina, ok, noi che stai iniziando, arriva. Ma come si può fare? Mamma mia, è incredibile. Permesso, buonasera. Ma ti una faccia tosta, mi devi credere. Allora. Mamma mia, ma allora che cosa? Un'ora e mezza Ma che dovevi venire. scusami un po', ma Ica già cucinato? Penne? All'arrabbiata? Beh, se non ci incazziamo, come viene? È tutto già studiato a tavolino, anzi a tavola. No, hai ma capito? non pensi, ma tu, Cioè- credimi, ti perdono pure che matte darti. Quindi. Vabbè. Comunque se vuoi farlo arrabbiato, me ne arranno in amore. Me non è Come proprio stai? incazzato Tutto proprio. bene? Tutto bene, tutto bene. Sì, però andate a mettere un cappello perché tu devi sapere che ZTL, che è il nostro sponsor, Sì. ha fatto anche un cappello che anzi, mo ti faccio vedere un cappello che è una figata. Li Ha conosco fatto bene, li conosco il bene. grembiulino, lo so perché hanno fatto il cappello anche a Anche te. a me. Guarda Ecco. quanto è bello del programma Cotto e Lo indosso? Cantato. E certo che sì. Ah, ecco qua. Mi stucca io tu, perché oggi tu sarai lo chef di casa mia. Voilà. Diciamo che io ho più confidenza con la tavola che con la cucina. Beh. Però in questo caso. Ti vuoi cimentare? Vediamo un po'. Vogliamo provarci? Cosa succede? Perché la penna arrabbiata ne sa essere difficile assai. Ma no? credo di no. Credi? Speriamo di No, no. andiamo avanti, Più va. che altro deve anche venire bene. Sì, speriamo. Poi guarda che qua c'è uno staff, come puoi ben vedere ci sta uno staff intero che dopo si avventano sulle pentole, non hai idea, Sì. mangiano di tutto. Non è che dice, Sto bene? ma ti ho visto anche meglio. Perché sicuramente dopo Ma questa tu sei bello sempre, puntata qualcuno mi chiederà di venire sulla cerimonia come sto, sicuramente. Sicuramente, e specialmente se poi cucini bene. Va. Arrotondo. Arrotondo. Senti, Sale anche il cachet, ovviamente. Sale il cachet, però poi facciamo questo e quello. Giustamente. Senti, allora, Sì. io ho Sì. preso quello che mi hai detto, facciamo un attimo, ricapitoliamo. Allora, i pomodorini, Fondamentale. vabbè, le penne ovviamente, Sì. ho pigliato il basilico e la pancetta e poi il formaggio, giusto? Va bene. Quindi non manca nulla? Ma credo di no. No, ma io se ci vado più fatto a mangiare, ma almeno questo te lo ricordo. Sì. E quindi mettiamoci all'opera. Intanto, se noi cominciamo a riempire la pentola con l'acqua, Sì. intanto che deve bollire tutto quanto, ci mettiamo sul tavolo a tagliare un po' Però- i pomodorini. C'è una perplessità. Cioè? Ma il peperoncino? C'ho il peperoncino. C'hai ragione, cavolo. perché non l'hai visto nella busta, no, però anche lei manca. Vuoi peperoncino a me? Ci sta. È normale, solo che non l'ho comprato perché già ce l'avevo a casa. Ecco qua. Perfetto. Allora No, stiamo. no, è chiaro. Stiamo a posto. Maccherone arrabbiata senza peperoncino. No, ma poi tu sei un peperoncino e le Io sono proprio un peperoncino È giusto. in un quintale e mezzo, però pur sempre un po' un peperoncino. Ok, ma come sei messo col coltello? Ma non è che stava proprio guaio ti sta tagliando? No. Ce la possiamo fare? Con calma, no, mica andiamo di assolutamente, fretta. tutto il tempo del mondo, perfetto. anche Allora, se faccio, figlio, con come molta stai? calma io mi metto a tagliare. E ti posiziono tutto quello che ti serve, perché ti servono i pomodorini. Sì. Sto cotto Pomodorini. e cantato è stata una buona idea, perché stiamo vedendo un sacco di voi come siete messi quando siete in cucina. No, ma pure perché comunque serve nella vita privata per Come completarti, no? no? È importantissimo. Un giorno puoi trovarti, non so, in una tournée. Magari sto solo io, il manager. Perché neanche il tuo manager sa cucinare? Ma credo di sì. Ah, allora. Per Secondo me- Per metà sei salvo. La quantità d'acqua Allora, è quella giusta, no? Questo è quella perfetto. ottimale, ok. Quindi accendiamo. Sì. Vai. Ci metto il coperchio. Ce l'hai te? Eccolo qua. Perfetto. Allora, Adesso- il sale, dobbiamo metterci il sale. Sì. Aspetta. Che non si vede la mozzarella di San Giuseppe. Ecco qua. Prego. Vado io? Vai. Basta, se no viene una sala. Intanto lo facciamo vedere anche le persone da casa. Ecco qua. Faglielo sapere, il sale tanto non ce n'è bisogno perché altrimenti Se no viene salato e se no- poi. e il sale fa male, troppo No, sale. non va bene. Ok, pronti per metterci a vedere la parte migliore? Ah, ecco qua. Ah, io mancato voglio vedere. Intanto io piglio un recipiente. Mi siedo. Come preferisci? Come sei più comodo? Va bene, non chiedo, non sto a casa mia, devo chiedere. È come se lo Ecco fosse a qua. casa mia, quindi. Ah, ecco qua. Ma pure perché così sono educato, così capito? mi fa molto maestro, così sembra molto. Sembra che tu stai impartendo delle lezioni. Sì. C'è un'arte particolare per tagliare i pomodori, Miraggio? Allora, il segreto
E chi deve fare che le danno spiegate fa, fondamentalmente. Il segreto è comunque, secondo me, riuscire a tagliare bene e a far sì, ecco, giusto al centro, che poi non siano troppo diverse le due metà, giusto? Perché tu dici poi tu perché? la cottura, perché poi magari nella cottura diciamo, tu dici perché? È una cosa mia, è una cosa da mia, perché io sono perfezionista e mi piace per Senti, cose. ma i piatti come questo sono quelli tradizionali, quelli che non muoiono mai, come le canzoni che vanno bene, come infatti Sì. ancora sta riecheggiando questa Ti amo e ti penso. Esatto, quindi Ma come si mette un po' così, cuciniamo a tempo di ci può stare, ci può stare. Ok. Cuciniamo a tempo di musica, vai. A tempo di Ti amo e ti penso. Sì. Non è che tu puoi fare un piatto e non sporca niente, No, secondo me. non sarà la soddisfazione. No, e poi non è bello. No, cioè. Allora sai che faccio? Finiamo la Questa la pentola. mettiamo da parte per il momento. Sì, perché a favore della telecamera, così da casa riescono a vedere tutta la dinamica Sì. della ricetta, facciamo vedere di che cosa hai bisogno. E guardate bene perché con biffacci ne fa nessuno. Non ne fa nessuno, avvisamelo. Fortunatamente. Allora ti serve Sì. la pancetta a cubetti, giusto? Però io direi di mettere prima un po' d'olio. Ok. Tu comandi ed io eseguo. Ok. Preferisco prima mettere un po' d'olio perché. Dimmi tu quanto. Sì. Ma abbondiamo, vai. Abbondiamo? Va bene. L'hai detto molto spontaneamente, va bene. Sì. Adesso vedi che la cucina è stata lui. Ok. Allora adesso ci vuole l'aglio. Aspetta, mettiamoci di qua, così Sì. la gente da casa riesce a vedere Ah. tutto quello che facciamo. Io Giustamente. l'aglio mi sono premunita, te l'avevo già tagliato, vedi là. Un pochettino di aglio, perché lo so che tu sei fissato. Grazie. Poi Vabbè, no, poi c'ho le dopo. mani sporche, oddio, che c'è la pippa mentale. Per È cui vero. do anche un cucchiaio, Sì. prego. Allora, quindi l'olio l'abbiamo messo. Abbiamo Adesso. coperto presso a poco tutto quanto il fondo della pentola. Ma sì. In maniera rasa. Sì, però. non esageriamo. No, in maniera rasa. Ci vuole il Quindi giusto, para. sì, se no altrimenti poi viene troppo olioso. Guardatela, ma che chef, te lo sai dare, ma Ecco sono- qua. Sono proprio. Basta. Il tocco pure è importante, guarda. Questo tocco che ci Ecco qua. con. Adesso dobbiamo avere il peperoncino. Peperoncino comunque Beh, fa l'arrabbiata più forte. più arrabbiata che mai. Tu Katia sta cortando un casasse a mano. Però questa è Sì, responsabilità sì. tua. Allora me la vedo io. Allora, un po' di peperoncino. Ecco qua. Preso.
Che poi se sono piccoli non c'è bisogno di tagliuzzare, Ma sì, prendete 2 o 3. specifichiamo anche che comunque noi per igiene facciamo vedere che comunque lo prendiamo con il cucchiaio, però a casa potete fare quello che volete, poi di peperoncino con le mani. Se preferenze più non c'è cariche problema. potete anche metterne di più, poi è soggettivo, giusto? Sì. Poi O io perplesso perché tu stai dicendo non si va schifata a me no, vabbè, ma ci può stare. Quindi la pancetta non la mettiamo ancora? Facciamo No, io prima- direi di far soffriggere prima. Facciamo diventare biondo l'aglio. Sì, Ok, biondo proprio, canarino. biondo canarino. Vai. Abbiamo acceso? No, aspetta, abbiamo acceso l'altro, eccolo qua. Incidenti di percorso quando ci metti Sì. la carta. Con calma, non Ecco andiamo qua. di fretta. No, era la qua. carta nuova. La carta argentata perché succede sempre un casino con i fornelli. Allora, noi donne siamo abituate a mettere la carta argentata Sì. per evitare i Per evitare il troppo sporco, diciamo. grandi. Ecco qua. E quindi Allora, questo adesso deve bisogna soffriggere. Questo qui, intanto io te lo apro, Sì, la pancetta poi qui mettiamo dentro. la pancetta. Senti Roma, tu non stai preparando niente come disco, come cose, perché Sì, sto preparando il disco che però ci vorrà ancora un po' di tempo perché quindi questa primavera la stiamo facendo ancora con i pezzi che sì, che abbiamo sì, ascoltato. uscirà qualche novità sicuramente. Però lo sai che noi preferiamo Aspettare, sempre ma fare le cose bene. con calma. Come la pinna all'arrabbiata, io ho detto facciamola con calma perché Facciamola come si se no non viene come deve venire. Anche il disco io preferisco sempre Invece con ci sta calma. quel singolo, quello fortemente per rinascere. Sì, Quello sì. è un pezzo dedicato Vabbè, invece quello è stato alle fatto donne, per quello una esula cosa dal sociale, diciamo, per riesco a difendere pensare. le donne che oggi sono un po' in difficoltà con questa tematica. Come mai hai pensato poi di fare questa canzone? Che poi è una bella cosa. Ma perché mi è Esci da casa e non fate mai queste cose con i coltelli, specialmente se appuntiti, a meno che non vi chiamate Zizolfi da capo, non è. sì. Dicevamo. Ma perché mi è stato presentato questo progetto e diciamo a me ha fatto piacere comunque contribuire oggi ad aiutare queste donne che si trovano in difficoltà. Ho tenuto opportuno, diciamo, comunque partecipare perché non so, ho una sorella, ho una mamma e penso che se qualcuno Perorare questa casa è probabilmente sì, una cosa importante. se uno subisse questa violenza io sicuramente mi sono immedesimato, ecco. E devo dire che sono anche soddisfatto per come è venuta la cosa e per diciamo i commenti che mi fanno sia su internet che in privato. Questi sono commenti positivi, poi vedremo i commenti di tutta l'equipe qui dopo che avrai cucinato, perché loro saranno i giudici e non ti dico proprio, sono un po' più... Ma diciamo che non è proprio il mio campo questo, Ma però... tanto loro sono severi poco, perché loro basta che si deglutisce, basta che masticano. Senti, allora andiamo? Sei pronto con la pancetta? Ma sì, vai, è arrivato il momento. Ci puoi aiutare col cucchiaio? Vai, Ro. Ecco qua. Ma guarda, io non voglio, ma già l'odore... Sì, vabbè, già si inartiste. Sono un po' graglia. Già No, no, potremmo mandarti a master. no, ma sono, come dire, positivo, dai. Vuoi pensare positivo? Sì, 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 Vuoi sì. pensare che andrà tutto... Sono ottimista. Senti, la fiamma sta bene? Allora, la fiamma deve essere a fuoco lento. A fuoco lento? Sì. Ah, visto però. Soprattutto quando ci saranno i pomodorini. Ma questo è proprio un talento, questo Fuoco, ragazzo. lo so. A saperlo ti invitavo prima a casa. Lo so, lo so. Faccio tipo cene di 10-12 persone. Senti, Dalle 1000 risorse. aiutiamo qui e intanto io metto Sì. un altro pezzo. Senti, abbiamo ascoltato Diamo e ti penso. Sì. Vogliamo fare un pezzo romanticottoloso? Sì. Io deciderei per Tipo? cominciare da te. Bello. Capire? O sarà che sta. io, scegli tu. Sarà che io, vai. Ok. Sarà che io.
attenzione a non con sporcarti. calma perché poi... Hai paura di sporcarti? sì, perché poi l'olio può comunque saltare fuori dalla padella e ti puoi Eppure, perché sporcare. rispetto a quando le abbiamo tagliate sul tavolo, se qui salta è un po' più una tarantella. Sì, sì. Data uno, lo devi richiedere. No, è metà. Ecco qua. E mezzo. Allora, sale? Ti occorre sale? Sì, ci vuole un po' di sale Il sale. e poi dopo anche il basilico, secondo me. Il basilico ci sta. Ci sta, tutto a posto. Ok, vai. Quantità sempre quella giusta, non troppo e non troppo poco. Un altro pochettino? Insomma. Va bene così? Ma sì, va bene, va bene. Quante volte hai cucinato in vita tua? Ma veramente pochissime volte perché Quella più catastrofica che ti ricordi? una volta ho fatto... A parte quella di oggi, perché se non guardi il Pumarola da qualche parte, veramente sarà una volta quella ho epocale. cucinato sempre le penne Mettiamoci a favore anche Con, perché sennò sembra che stiamo parlando soltanto tutti con e il due. tonno. Diciamo erano mangiabili, però come prima esperienza non è stata proprio Questa è la memorabile. prima volta. Sì. Mentre poi, Mentre poi Quella proprio atroce. uova soda perché è facile da fare. pensate un attimino. Quindi tranquillamente quella è una cosa che si può fare. Tranne, anzi no, ti dico un'altra cosa, c'è stato un aneddoto che la prima volta che ho fatto le uova sode, che dicono che è facile, quando Raccontalo in camera. quando le feci la prima volta si sentiva ma che è sto rumore faceva mia mamma all'epoca? Ma sto facendo le uova sode. Ma l'acqua vuoi mettere? Capito? No. E quindi perciò Hai fatto le uova senza acqua e si sentiva solo un casino. Vabbè. Cioè tutte le puntate di Cotte e Cantato non valgono quanto questa rivelazione perché da Giannico Erasmo. Però era la prima volta, ero piccolo, insomma. Eri piccolo e già molto singolare Sì, perché sì. le uova senza acqua non l'hai Non si è mai sentute, non lo l'hai so. mai viste. Però io devo fare le cose diverse, capito? Certo. E però non è sempre un bene fare le cose diverse No, come in nel questo di caso uova. no. Quando si tratta di musica ci facciamo pollice in su tutti quanti. Quando si tratta di uova non va affidato mai a Rosario Miraggio perché ve la vedete brutta. Prego, Sì. lasciate lo scelto. A meno che bevite fresca, che là non si deve fare niente. E le si bevono soltanto. Sì, Qual è il tuo piatto preferito, Ro? Ma guarda, a me piacciono tanto gli gnocchi, anche se magari saranno, come dire, Un po' scontati. pesanti. No, vabbè, sono un po' pesanti forse. Sì, però a me lo gnocco alla sorrentina, soprattutto quando poi un gnocco è fatto come si deve, con la patata, che ci sta anche chi non la mette. E a me piace tanto. Poi, ripeto, ci sono Abbastanza tradizionali. altri piatti molto più prelibati, ci sono, però a me gli gnocchi mi piacciono tanto. Guarda che intanto noi dobbiamo calare la pasta perché secondo me... Intanto io voglio dire che l'odorino qua non è male, Vediamo se... Ah no, anche dietro le quinte dicono. qua si sente... Sarà il caso di lanciarci un po' di basilico? Ma sì, Lo dobbiamo sciacquare lo prima. tuffiamo proprio dentro. Ecco qua un po' di basilico. Guardate qua, Guardate, c'era il cameraman. c'è che- anche questa è arte. Certo. Non è mica da tutti, assolutamente. No. Precisamente arte culinaria, Sì. che non è quello che pensate voi. Lo sai, il basilico è un toccasana per le ricette. Perché Sì, perché... dà profumo, dà gusto. Sì, è un dettaglio fondamentale. Secondo me che ci sta sempre bene. Sì, ma anche perché da buon napoletano, anche sulla pizza voglio dire, se non c'è il basilico Mi sembra anche... manca un dettaglio fondamentale. Adesso mettiamo subito le penne. Vai, lancia. Da me. Poi qua si deve mettere, Vai, riportati di qua. deve mettere il sale ancora. Pure perché giù di qua, vai, il sale l'abbiamo messo. No, nelle penne poi dopo. Ah, ok. Allora, mettici il basilico. Sì. Che io prendo. Anche il basilico, secondo una mia modesta opinione, credo che ce ne voglia proprio poco, senza esagerare. No, invece è buono un po' di basilico in più, ti dà più profumo, più Ma guarda. gusto.
Tanto devi cucinare per me. Mi sembra il contrario. No, sembra il ma stai contrario. cucinando per me, voglio dire, io lo preferisco con un po' di basilico. E allora Ma fai ne contenta me? mettiamo un po' di più, va? Vabbè. Al limite io lo scarto. Tanto l'importante è il gusto, però guarda che profumino quando ci metti il basilico. Sì. Io direi che va bene così, no? Sì. Altrimenti poi non è più una arrabbiata, ma una basilicata. Non era arrabbiata, era basilicata. Cioè bisognerebbe... Salutiamo tutti gli amici della Basilicata anche che sicuramente ci seguiranno. Invece approfittiamo per salutare tutti gli amici di Chiocciola TV che finalmente grazie a questa TV stanno vedendo un po' di progetti e di prodotti innovativi, Sì. oltre a questi soliti pronto chi sei che un po' ci hanno azzellito. No, per l'amor di Dio, dai. Ok, allora dobbiamo mettere il sale Ci alla pasta. siamo quasi, togliamo Mettici un po' di questo. sale alla pasta. un altro po' di sale. Ok. Perfetto. Qua. Allora io ti devo pigliare il... Bisogna solo attendere la cottura, però ci siamo, il piatto è quasi pronto. Io comincio a mettere la tavola, così ci Sì, sediamo. sì. Guarda che il formaggio è ancora nella busta. Apparecchiamo. Apparecchiamo. Lo faccio io, non ti dimenticare. Il formaggio. Qui c'è il formaggio perché comunque è importante anche questo. Certo. Ma la tovaglia mi dimentico sempre, dove sta? Non lo so. Quasi, dove sta la tovaglia? La tovaglia forse sta lì, vedi? Ok, metto Eccola là. qui. Stiamo attenti. Bisogna comunque monitorare sempre, Ma guarda, pensavo peggio, specialmente perché sei venuto in ritardo. Pensavo peggio. Lo so, ma è un segreto, capito com'è? È tutto. Segreto Anche il tutto. ritardo sta nella ricetta. Ah, bene, sempre per quella cosa delle penne all'arrabbiata. Sempre, per sempre. arrabbiarci. Ci sta. L'odore L'odore sembra veramente buono. veramente paradisiaco. Guarda, Ma proprio. non la sa, lo voglio ma proprio. stai cucinando tu. Ma poi vedrete. Casomai poi vedremo noi perché assaggeremo da bere. Però la mia faccia sarà eloquente, nel senso che se poi non dovesse Sì. andare bene, si vedrà di certo. Ma guarda, sono fiducioso proprio perché già l'aspetto è quello che è. Però sì, dobbiamo Sì, toglierlo. io direi che la pasta è Spegniamo, vai, pronta. apri l'acqua fredda. Sì, Vai. Pensaci tu, vai. ok. Vai, Ro. Tanto io ti spengo pure sotto la pentola qua, l'ho spenta pure questa. Ecco qui. Pure perché adesso facciamo una bella operazione, lo facciamo in tavola, così che la gente da casa possa vedere la procedura. La Allora, pasta è pronta. Io la consiglio sempre, diciamo, al dente. vieni qui che lo facciamo live Sì, in tavola. come un concerto. Esatto, live Ah. in tavola con un concerto. Perfetto, dai. Ecco qua. Ma sempre un morso da crianza lasci tu. Un pomodorino. No, e quello è per dopo, capito? Ah, beh. Se ne vuoi un altro poco. Brum. Formaggio? Sì, ci vuole il formaggio. Mettiamo la pasta nella padella. Sì. La saltiamo un po'. Sì. Giusto, si dice così? Si dice così. Ok. Saltiamo un po'. Dobbiamo aggiungere solo un po' di formaggio e direi che è pronto. Dimmi tu quanto e quando. Vado? Sì. Tiro un po' anche attorno. Bene? Va bene. Belle girate vigorose per far sì che sia l'opera marmo d'arte tutto è quanto. pronta, Gira un attimo. Ragazzi. Ne proprio più forte. Ci No, vai piano, no, perché sennò va fuori dalla padella. Vedi, visto? come sei stato. Delle girate vigorose che servono poi a far sì che si insaporisca tutto quanto. Lo so che hai fame, ma hai aspettato. E poi dice a fare che c'ho fame, mica soltanto io, qua c'ho i lupi di fronte. Lo so. I Abbiamo vicini. lupi. I vicini. No, non soltanto i vicini, proprio tutto lo staff di. C'è Luciano Firangeli, c'è Polverino, c'è Abate. Quindi stanno- beneficeranno loro Tu invece dei lui nostri è più sforzi. propenso al vino. Sì. Lui c'è una sorta di biberon e non mi riferisco al nostro amico Rosario che salutiamo, ma è proprio capito a livelli. Ma io direi che qua a questo punto consiglierei un vino rosso. Vino rosso. Sì. Che comunque il sapore è forte, quindi ci vuole qualcosa di Non corposo. voglio fare nessun casino.
Adesso viene il momento più bello, diciamo. No, tra l'altro si è pure versato il vino. Sì, perché ci Siamo vuole. pesi a Rosario che non viene mai puntuale, però qualcosa di buono la fa. Ma sicuramente. Senti, allora, la faccia sembra buona e pure l'odore. Faccio che io mangio e tu dici magari alle persone da casa, però prima devi togliere il cappello. Lo tolgo? Paola non si può stare col cappello. Ecco qua. Dallo a me, così io mangio e Allora, tu dai la ricetta alle persone da casa. Ricapitolando, noi abbiamo preso dei pomodorini, la pancetta, l'aglio, abbiamo fatto soffriggere poi prima l'aglio e l'olio in una padella. Poi vabbè, ci sono le penne che dobbiamo comunque prendere, mettiamo dentro un po' di peperoncino prima di mettere poi i pomodorini. Che va a seconda poi del gusto personale. Sì, si mettono poi i pomodorini, nel frattempo voi mettete anche l'acqua a bollire per quanto riguarda la pasta. Ad un certo punto, quando, come si dice a Napoli, quando l'aglio si fa biondo, No, però a Milano dicono. pure a Milano dicono così, Bionde, però a Milano. sempre bionde. Tutto a posto. Quindi quando si fa biondo potete poi mettere dentro i pomodorini. Finito questo aspettiamo che bolle poi la pentola e mettiamo le pennette. Dobbiamo aggiungere... Sono buone. Sono buoni? Dobbiamo aggiungere poi nella padella il basilico, un altro elemento da non trascurare. Bene a farti rincarare la dose. Non dobbiamo trascurare il basilico e niente, poi a questo punto aspettiamo che si fa la pasta. Come si dice? La caliamo all'interno della padella. No, prima la dobbiamo dobbiamo scolare. Ecco. E vedi che in cucina non sono molto pratico. Allora, dobbiamo scolare la pasta, poi dopo mettiamo la pasta nella padella dove c'è, diciamo, tutti gli ingredienti. La facciamo saltare. Mettiamo il parmigiano, perché avete visto che all'ultimo abbiamo messo anche il formaggio dentro, certo, che è un tocco finale che ci vuole. E niente, poi una volta saltati, come si dice, Buon appetito. potete fare quello che volete voi, ma i maccheroni in la panza. No, però la cosa importante è che prima di tutto sanno arrivare pure loro con 1 ora e mezza di ritardo. Sempre. Ma se no che arrabbiate su. Sì. Giusto. Senti, allora facciamo un saluto agli amici di Chiocciola TV e soprattutto a chi guarda Cotto e Cantato, dove vedete i vostri beniamini e fornelli. Un bacio a tutti gli amici di Chiocciola TV. Il Rosario è andato. Sì, un bacio a tutti quanti, è stata una bella esperienza. Poi, chissà, nella vita può essere pure che anche voi potrete poi assaggiare qualche mia pietanza. Addirittura. Ma questo non so se è una promessa o una minaccia. Però, Mauri, si pietanza o si fa pietà? Ciao a tutti, da Cotto e Cantato, da Stefania Zolfi e da Rosario Milano. Ciao!